seconda perché aveva esordito a San Fratello con un pareggio. Diciamo che oggi i ragazzi ci hanno regalato questa vittoria che è fondamentale per i 3 punti. A prescindere dal risultato finale era importante mettere i punti in cascina e lo abbiamo fatto. Tripletta per Bomber Mocciolo, si presenta alla grande. Mocciolo è croce e delizia, gioca lui, gioca la squadra, si diverte lui, ci divertiamo tutti, la realtà è questa, è inutile discutere di un giocatore che in queste categorie non c'entra niente. Quando rientrerà il capitano Peppe Fazio? Lo aspetto a braccia aperte il 24 alla risonanza, se il medico ci dà l'ok sarà in campo, però devo essere sincero, già ha calpestato l'erba di Lascari. Alla luce di queste ultime prestazioni da quando è cambiata la guida tecnica, cambiano gli obiettivi per la società? No, il mio obiettivo è intanto tirarmi da là sotto, che è il primo obiettivo, poi quello che verrà per la nostra strada lo vedremo, lo dobbiamo dimostrare sul campo. L'unico giudice è quello della domenica, che è il Monterbosso. Grazie mille. Grazie.